Maxi blitz dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo contro un'associazione a delinquere di stampo mafioso. I militari di Viterbo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha disposto l'arresto di 13 persone indagate a vario titolo per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni, danneggiamenti, incendio, furto, tentativi di rapina, lesioni personali, favoreggiamento personale, illecita concorrenza con violenza o minaccia, detenzioni di armi comuni da sparo. Numerose le perquisizioni effettuate. L'operazione è stata avviata alla fine del 2017 dai militari del nucleo investigativo della compagnia di Viterbo ed ha permesso di accertare l'esistenza di un'organizzazione dai connotati mafiosi che faceva capo ad un calabrese ed un albanese che avrebbero imposto il proprio controllo su negozi compro oro, locali notturni, ditte di trasloco ed attività delittuose come recupero crediti nella provincia di Viterbo. Le indagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire i tasselli di un mosaico che avrebbe portato alla luce un pericoloso panorama criminale. Il sodalizio, con solidi collegamenti con ambienti 'ndranghetisti, si era imposto a Viterbo e provincia attraverso una serie di aggressioni e gravi atti intimidatori, esercitando un'azione di controllo del territorio. Particolarmente grave l'episodio che ha visto incendiare l'auto dei carabinieri. I dettagli della complessa operazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa a Roma, nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, alla presenza di Michele Prestipino, procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, e del colonnello Giuseppe Palma, comandante provinciale dei Carabinieri di Viterbo. Parliamo di 13 provvedimenti cautelari personali, 11 custodie cautelari in carcere e 2 arresti domiciliari. Sono il risultato di una indagine, di un'attività di investigazione particolarmente qualificata, condotta diretta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Viterbo, che io ovviamente ringrazio per la professionalità e l'impegno profuso in questa attività. Come diceva prima il comandante dei Carabinieri di Viterbo, è la prima volta, e lo sottolineo, è la prima volta che viene ipotizzato e contestato il reato di associazione mafiosa per un sodalizio criminoso che opera quindi nella zona del Viterbese. Siamo nella parte alta della regione Lazio. Noi fino adesso siamo stati abituati, come dire, a contrastare infiltrazioni mafiose, presenze mafiose, soprattutto nel sud, nella zona sud della regione, cioè nella parte cosiddetta del Basso Lazio, anche in ragione, diciamo, della contiguità territoriale, della vicinanza territoriale con il confine campano, con la provincia di Caserta, Casal di Principe e tutto quello che questo luogo evoca dal punto di vista della presenza di importanti gruppi camorristici. Qui invece è la prima volta che nella parte nord della regione, quindi in quella che fin qui è stata, come dire, esente dalla presenza di questo tipo di fenomeni, abbiamo ipotizzato, all'esito appunto di questa indagine, abbiamo ritenuto, la Direzione Distrettuale Antimafia ha ritenuto, il GIP ha concordato su questa qualificazione, di qualificare in termini di mafioso questo sodalizio costituito da alcuni soggetti che hanno operato negli ultimi 3 anni con una serie davvero impressionante di attività criminali su questo territorio.